La zeppola fritta. Nelle vetrine delle pasticcerie in questo periodo è pieno di zeppole, ma c'è lei che comanda la zeppola fritta, perché la zeppola appunto nasce fritta. L'altra volta abbiamo preparato al forno, che bottega fa troppo buono. E mo la zeppola fritta la vogliamo preparare? E già, se vi ricorda, Quindi, amici miei belli, andiamo a preparare la zeppola fritta di San Giuseppe. Guardate quanto è bella. Ma mica solo, è come buono, ma che vuol dire fa? Prepariamola insieme. Andiamo a preparare, andiamo. Allora, andiamo ad inserire all'interno della pentola l'acqua, il sale, il burro e andiamo a cuocere sul fuoco. Il tempo che il burro si scioglie e l'acqua inizia a bollire, verso tutta la farina insieme. Sposto la pentola dal fuoco oppure spengo il fuoco ed inizio a amalgamare il tutto. Rimetto nuovamente sul fuoco a fiamma dolce e cuocio per 2 minuti. Avendo meno quantità di burro rispetto a quello del forno, l'impasto risulterà leggermente più duro, non vi preoccupate. Verso nella planetaria e faccio intiepidire. Mi raccomando, l'impasto non deve essere freddo, ma deve essere tiepido. Io solitamente misuro a una temperatura 43-45 gradi e mi fermo. Mamma mia, come sono seria oggi. D'altronde, ci scherza. Non ci scherza con le zeppole, roba seria, l'ansia, ma chissà mi crescerà nel forno, aiuto, chissà quando andrà a friggere, quindi oggi sono seria. La zeppola mi deve uscire. Ora andremo ad inserire un uovo alla volta, mi raccomando, Prima di inserire il secondo uovo assicuriamo che il lato si sia assorbito, ok? Mentre la macchina è in azione, inseriamo le uova. 1, 2. Le ultime uova, amici miei belli, io sbatto e vado a inserire un po' alla volta. Questo perché mi regolo in base alla consistenza, perché se io dovessi aggiungere tutto l'uovo insieme, le ultime uova, può darsi che l'impasto aveva bisogno di meno liquidi. Ops, di meno liquidi, quindi mi troverò un impasto troppo liquido, ok? Quindi man mano aggiungo e mi regolo, pian pianino. E così, Poi vediamo se ha bisogno un goccino, capito? Fino a regolarci. Va bene? Ecco qua. Andiamo a mettere all'interno della sacca poscia. Dresso l'impasto su una teglia ricoperta da carta forno e faccio la doppia cottura. Cioè, prima le cuocio nel forno preriscaldato 200 gradi ventilato per 5, 6, 7 minuti e poi dopo vado a friggere a 160 gradi, 165 gradi. Mi raccomando, amici miei belli, non le friggete ad una temperatura troppo alta, altrimenti che succede? Che fuori si cuoceranno e dentro resteranno crude, resteranno gommose. Ciò significa che non si sono sviluppate abbastanza, perciò cercate di friggere ad una temperatura sempre costante e otterrete queste zeppole fritte, a mio avviso, decente. Se può fare sempre di meglio, sempre. Eccole qua, amici miei belli, le zeppole fritte, Io le ho fatte raffreddare, voglio far vedere da vicino, Ok? Zeppole fritte, doppia cottura, Ecco qua sotto. Adesso andiamo a farcire. Prima una bella spolverata di zucchero a velo. Ok. Male, troppo bene. Adesso andiamo a farcire con la nostra protagonista, la crema pasticcera. Senza che ve lo ripeto, fate di cadere bene. Farcire con la crema pasticcera, amici miei belli, domani arriverà la videoricetta della mia crema pasticcera per le zeppole, amarene sopra e poi, mamma mia, ciao. Devo assaggiare. La musica fa. Zeppole di San Giuseppe fritte, che non si fa così? E falla tu.